Pronti? 1, 2, 3. Segnale valido con Cesare Dei Veltri veloce a portarsi in testa nei confronti di Vamos Upi che va a chiedere subito strada. In corda c'è Colecappa del Ronco e passa in meno di 200 Vamos Upi che quindi è il nuovo leader. 200 metri in 16,3. Seconda posizione per Cesare Dei Veltri, all'esterno non tarda a progredire Condor Pasa Gar che va su Vamos Upi e ottiene strada in 500 metri. All'esterno ora si profila Darwin Dei Greppi, va su Condor Pasa 46, intanto il passaggio ai 600, si affronta il primo i tre passaggi davanti alle tribune. Attacco deciso ora di Darwin Dei Greppi a Condor Pasa che si lascia sfilare. 1 minuto e 4 decimi il passaggio al mezzo miglio. C'è stato un 29,4 di secondo quarto con Darwin Dei Greppi che ha costretto il netto favorito a concedergli strada. Ora un parziale in 15,4 con Darwin in vantaggio, Condor Pasa Gar che accenna a spostare all'esterno e viene infilato da Vamos Upi, sposta quindi per attaccare e ottenere nuovamente strada, ma intanto c'è l'arrivo di Cinderella Jet numero che si 7 trascina Denise Bluff Dorial Dei Mail Greppi squalificato e così al secondo passaggio davanti alle tribune in vantaggio il favorito Condor Pasa Gara, all'esterno Cinderella Jet, alla corda Darwin Dei Greppi, poi al largo anche Bluff Dei Greppi, un giro alla conclusione, lungo la corda c'è invece Vamos Upi che precede il resto del gruppo, ancora abbastanza compatto quando siamo a 750 dalla conclusione. In vantaggio Condor Pasa Gar, Cinderella Jet all'esterno, 600 all'arrivo. Seconda posizione sempre Darwin Dei Greppi, lo scatto in terza ruota ora di Bluff Dei Greppi che costringerà il leader ad accelerare. Bluff Dei Greppi va deciso sul battistrada Condor Pasa Gar e l'impegna a 400 dalla conclusione. I due si staccano in lotta, inseguiti da Darwin Dei Greppi, Cinderella Jet. Parziale secco in 14,5, insiste Bluff Dei Greppi, si difende però Condor Pasa. Poi c'è Cinderella Jet, completamento della curva finale, ingresso in addirittura d'arrivo con Condor Pasa Gar che riprende vantaggio. Nel finale Condor Pasa Gar viene a vincere nettamente, secondo posto per Bluff Dei Greppi, al terzo finisce ancora Cinderella Jet, poi finisce Forte Bomba Colecappa del Ronco, ma è troppo tardi. 1:16,2 il ragguaglio conclusivo per il vincitore Vincenzo Luongo. Condor Pasa Gar vince facile questa settima conclusiva corsa, la maratona sui 3 giri di pista per questo allievo di Giorgio D'Alessandro della scuderia Ciao Horse, Club Horse, scusate. E vince davvero facile ma notevole comunque anche Bluff Dei Greppi che da 40 metri al favorito e poi corre molto bene impegnandolo sulla curva conclusiva, arrivandogli a un paio di lunghezze. Al terzo finisce bene Cinderella Jet con, alla prima uscita con Sandro Miraglia.